meglio così? Bene. Allora, anche perché moltissimi non conoscono il timbro del canto a tenore. Intanto tenete conto che i suoni gravi, basso e contra, almeno così ci dicono molti studiosi delle tradizioni popolari, ci dicono che in origine questi suoni erano imitazioni di animali. Non tutti gli antropologi o etnomusicologi sono d'accordo. Chi la pensa in questo modo, chi nell'altro, insomma, anche perché scientificamente non è provato, però moltissimi la pensano in questi termini. Adesso per capire meglio il funzionamento, insomma, lo sforzo che si fa cantando a tenore, il timbro, vi presentiamo le nostre voci separate e così vi aiuta, per chi non conosce il canto a tenore, vi aiuta a capire meglio il funzionamento del nostro canto. E questo ve lo presentiamo con un motivo di ballo chiamato ballo serio. Senza microfono si intende.